Buon pomeriggio dalla splendida Galleria delle Conchiglie di Villa Contarini di Piazzola sul Brenta per questo secondo appuntamento di oggi in occasione della 12ª edizione della Festa della Musica Attiva. Dopo la forzata pausa dello scorso anno, quest'anno la Fondazione Ghirardi, che ringraziamo tutti, ha voluto questa diretta streaming, ridimensionando naturalmente il numero degli invitati, dei musicisti, e quindi siamo felicissimi di poterci riproporre a voi. Non perdo altro tempo perché voglio dare spazio subito alla musica, per cui invito la dottoressa Isabella Longo a avvicinarsi e presentare il pomeriggio di oggi. Grazie e buon ascolto. Buongiorno e bentornati a chi ci ha seguito già questa mattina e soprattutto benvenuti a tutti gli studenti, e dirigenti scolastici e docenti dei licei musicali che partecipano a questa 12ª edizione della Festa della Musica Attiva, la prima in streaming. Chiaramente siamo stati costretti a fare questo, come in tante altre realtà nel mondo dello spettacolo, della musica, a causa del distanziamento, e vorrei ricordare che per tanti anni i licei musicali hanno partecipato alla Festa della Musica Attiva ed è stato un momento di incontro, di condivisione. Siamo arrivati anche a far suonare insieme tutti i ragazzi in orchestra e questo purtroppo quest'anno non è possibile per il distanziamento, per il sacrificio che è dato soprattutto ai fiati, alle voci in coro, ma comunque non ci siamo persi d'animo. Il messaggio che vogliamo dare è non solo l'importanza della musica per chi la fa in maniera privilegiata nei licei musicali o nei conservatori o di professione o comunque come professione, ma per tutti, no? L'importanza dell'educazione musicale in Italia nel fare musica, perché veramente è una grande risorsa per la collettività. Detto questo, io ringrazio tutti i dirigenti scolastici dei licei musicali del Veneto che hanno voluto aderire quest'anno a questa iniziativa in scala ridotta, in presenza, e inizio in ordine proprio di comparsa dei licei dei ragazzi che suoneranno oggi, e cioè il dottor Stefano Daros del liceo musicale Marconi di Conegliano, la dottoressa Violetta Nesin del liceo Renier di Belluno, il dottor De Vincenzis del liceo Giorgione di Castelfranco Veneto, il dottor Giuseppe Zozzo del liceo Marchesi di Padova, il dottor Daniele Dazzan del liceo 25 Aprile di Portogruaro, il dottor Matteo Sansone del liceo Montanari di Verona e il dottor Roberto Gualtieri del liceo Pigafetta di Vicenza. E proprio con il liceo Pigafetta di Vicenza iniziamo in realtà con un video per dimostrare che cosa la pandemia in realtà di buono è riuscita a produrre, perché le risorse dei ragazzi e dei docenti sono infiniti. Tutti si sono reinventati nel mondo in questo periodo grazie alle competenze digitali, hanno messo a frutto la creatività e non potendo suonare in orchestra vediamo che cosa ha fatto il liceo Pigafetta e mando in onda un video. Chiedo alla regia di presentarlo.
Ecco, complimenti al liceo musicale Pigafetta, ai ragazzi per l'esecuzione, per il montaggio. Veramente commovente questo omaggio a Ennio Morricone, fatto a distanza e assemblando tutti quanti in un'orchestra virtuale. E a questo punto iniziamo invece con la musica dal vivo, per cui vi presento il primo liceo che oggi eseguirà un piccolo concerto dal vivo ed è il Liceo Musicale Marconi di Conegliano. Chiedo di mandare il primo titolo. Si tratta degli alunni appunto del Liceo Marconi di Conegliano, liceo musicale, e sono gli allievi della professoressa Alessandra Casarin, docente di arpa, e di Mario Domenichelli, docente di violino. Buon ascolto.
Grazie alle ragazze, alle allieve del Liceo Marconi di Conegliano, e io adesso lascio invece entrare i ragazzi del Liceo Musicale Renier di Belluno. Chiedo di introdurre intanto il titolo del prossimo liceo che partecipa alla manifestazione in streaming. Come dicevo, appunto, Liceo Renier di Belluno, che ha come insegnanti, abbiamo Dorina Adamo di pianoforte e Salvatore Tempio per il sax, e poi il professor Fontana per il basso. E abbiate solo la pazienza di attendere un attimo, perché chiaramente si devono preparare. E non è semplice, perché consideriamo anche che tutte le restrizioni, i sistemi di distanziamento richiedono ancora più accortezza rispetto al passato, perché non si tratta semplicemente di spostare gli strumenti, ma di studiare anche come posizionare le sedie, come igienizzare, tutte cose che ormai noi conosciamo, ma forse che non tutti quelli che non fanno musica non conoscono così bene, cioè non si rendono conto di quanto sia complicato. Come dicevo prima, le orchestre sono in scala ridotta e comunque richiedono ampi distanziamenti, soprattutto per i fiati, i cori sono sacrificati, quindi anche suonare insieme distanziati non è così facile, perché l'ascolto reciproco è importante, quindi delle volte il distanziamento può anche essere un problema. Comunque i ragazzi si sono abituati anche a questo, quindi tra poco li sentiremo. Ecco, vedo che sono già quasi pronti e possiamo iniziare con il primo brano, e cioè con Gardel.
Ecco, grazie ai ragazzi del Liceo Renier di Belluno. E adesso vi presento invece il Liceo Giorgione di Castelfranco con gli alunni della professoressa Paola Acoleo, che è docente di musica d'insieme. Adesso il tempo di prepararsi sul palco. Si tratta di una pianista e di una cantante che eseguiranno brani di Schubert. Ecco, sono pronte. Ancora un attimo per dare il tempo alla regia di inquadrare. Ecco.
Grazie alle allieve del liceo musicale di Giorgione di Castelfranco Veneto e adesso io annuncio il prossimo liceo, che invece è il liceo Marchesi di Padova. Ecco, i docenti degli allievi che si esibiranno ora sono il professor Raffaele Impagnatiello di pianoforte, il professor Alessandro Fagiuoli di violino e il professor Emanuele Praticelli di violoncello. Ecco, ci vuole anche qui un po' di tempo per poter sistemare gli strumenti. Non so se c'è bisogno di accordarli anche un attimo. Siamo quasi pronti. Ecco. Fa parte della diretta anche questo, ovviamente, l'accordatura.
Complimenti agli allievi del Liceo Marchesi di Padova e adesso passiamo a un altro liceo musicale che è il Liceo 25 Aprile di Portogruaro. Si tratta degli allievi della professoressa Francesca Favit di musica da camera e violoncello, della professoressa Lucia Micheletto per le percussioni e della professoressa Francesca Sperandeo per il pianoforte. Adesso i ragazzi si stanno preparando perché chiaramente c'è un vibrafono da spostare che non è proprio esattamente come spostare un flauto o un violino. Ecco, il bello dei licei musicali è che c'è un'ampia offerta di strumenti, no? Noi siamo abituati magari a conoscere le scuole medie a indirizzo musicale dove l'offerta è più ridotta, ma insomma nei licei musicali abbiamo visto oltre agli archi e ai fiati anche un'arpa, adesso abbiamo un vibrafono, insomma è un po' quasi come al conservatorio, vorrei dire. Non vorrei dire un'eresia, ma insomma si preparano a diventare dei professionisti questi ragazzi. Adesso è il tempo di sollevarlo, perché è anche abbastanza pesante. E questo è un po' il lavoro di squadra che c'è tutti gli anni alla Festa della Musica. Difatti noi speriamo, siamo felicissimi della partecipazione quest'anno all'edizione in streaming, speriamo veramente l'anno prossimo anche di poter essere in tanti di nuovo, perché è bello condividere la musica tutti insieme. Ecco. Adesso vedo Thomas Campagna che sta sistemando il suo vibrafono, la pianista che è Anna Zanofrini, se non sbaglio. Siete quasi pronti? Ecco, ci siamo. Siamo quasi pronti.
Grazie e complimenti ai ragazzi del liceo 25 aprile di Portogruaro. E passo al prossimo liceo, che è il liceo musicale Montanari di Verona. Il liceo musicale Montanari di Verona che presenta un repertorio che, diciamo, stiamo facendo un balzo indietro nel tempo rispetto a quello moderno che abbiamo appena ascoltato. Si tratta degli allievi della professoressa Eleonora Vega di pianoforte, del professor Jonathan Brunelli di violoncello e del professor Silvano Perlini di violino e Maria Martinati, sempre di violino. Il tempo di sistemare le sedie. Ecco, mi raccomando i distanziamenti perché, ahimè, siamo costretti a rispettarli per il bene di tutti. Ecco, ci siete? Sì. Sì, un po' più in là. Grazie. Tempo di accordare, sistemare. Non so se i ragazzi hanno bisogno di accordare gli strumenti o sono a posto. Sì. Ok. Bene, stiamo per iniziare. Ancora un attimo. Ecco.
Grazie agli allievi del Liceo Montanari di Verona. Grazie, adesso invito a entrare, salire sul palco l'ultimo liceo, cioè i ragazzi dell'ultimo liceo presente alla rassegna di oggi, che sono gli allievi del Liceo Musicale Pigaffetta. Gli allievi del professoressa Laura Giublini di violino, di clarinetto invece di Matteo Pozzato, di pianoforte del professor Enrico Zordan. Si stanno preparando. Chiedo di cambiare per favore il cartello e di mettere quello del liceo Pigaffetta, che è appunto quello che si esibirà adesso. Quindi ritorniamo nel Novecento come repertorio. Ecco. Mi raccomando il distanziamento per il abbiamo un fiato, quindi sapete, per chi non lo sapesse, i fiati devono stare distanti di più rispetto agli altri strumenti, perché questo è quello che viene richiesto per ovvi motivi, no? Perché gli strumenti a fiato sono quelli che sono più a rischio di contagio. Perfetto. Bene, siamo quasi pronti. Ok.
E così, grazie. Grazie ai ragazzi del Liceo Pigafetta di Vicenza, e così a tempo di valzer si conclude la parte dal vivo della rassegna dei licei musicali, però c'è un ultimo omaggio in forma di video da parte del Liceo Montanari di Verona. Abbiamo parlato dei problemi relativi al distanziamento, abbiamo visto un primo video con un'orchestra assemblata con un bellissimo montaggio, e vorrei ricordare che un problema sono chiaramente le lezioni di canto, le lezioni per gli strumenti a fiato, là dove si vuole fare musica d'insieme, dove ci sono dei cori, dove ci sono dei cori magari di clarinetti o di sax. E questo è il caso appunto del Liceo di Verona, dove la professoressa Laura Ruscelli ha preparato un video in occasione del Natale con il brano Amazing Grace, e qui possiamo veramente toccare con mano che cosa succede quando si vuole fare, per fortuna, musica nonostante tutto, e cioè utilizzando il plexiglass. Chiedo alla regia di mandare in onda il video del Liceo Carlo Montanari con Amazing Grace. Oh
Grazie al liceo Carlo Montanari per questo contributo che ci ha dato un'idea di quali sono i sacrifici che comporta purtroppo la pandemia, e con l'augurio veramente che ci sia la grazia miracolosa di poter riprendere a fare musica in condizioni di normalità. Io ringrazio tutti quelli che sono stati presenti oggi, i ragazzi dei licei musicali del Veneto, tutti i dirigenti scolastici e i loro professori, e ringrazio soprattutto tutti quelli che ci hanno seguiti da casa. Vi ricordo che domani riprendiamo con una nuova diretta alle 11 della mattina con uno spettacolo per le famiglie, uno spettacolo con una fiaba narrata, illustrata e accompagnata dalla musica ad opera dell'atelier di Elisabetta Garilli, qualche cosa di veramente particolare che ha come scopo stimolare la sensibilità musicale nei bambini, ma non solo, anche negli adulti. Vi lascio quindi, vi aspetto domani, e vi lascio con le immagini del parco e degli interni di Villa Contarini Fondazione Ghirardi, dove ha luogo per tradizione questa manifestazione ormai da anni, e queste immagini che sono animate dal ricordo delle edizioni passate, augurandoci veramente di poterci ritrovare come è stata consuetudine negli anni passati. Grazie e quindi a domani.